Stava scendendo a bordo del trattore dalla collina dove coltivava con passione il suo vigneto quando il mezzo si è ribaltato. Ha perso la vita così Vittorio Scarpel, 75 anni. Un malore, forse, all'origine della manovra che ha fatto ribaltare il mezzo. Un forte botto, poi il silenzio, quello che ha destato i sospetti dei vicini che, arrivati sul posto, si sono trovati davanti alla tragedia. Abbiamo sentito il colpo, però era da solo, non sappiamo niente come è successo di preciso. Sentito il colpo, voi siete arrivati? Sì, eravamo giù a casa e siamo venuti su, era già così insomma. Era circa mezzogiorno quando Sergio, insieme al fratello Bruno, hanno allertato i soccorsi e nonostante il territorio impervio è stato immediato il loro arrivo. Dapprima un'auto medica dalla vicina Pieve di Soligo, poi grazie all'elicottero del SUEM del soccorso alpino, i medici sono stati calati tramite il Verricello per raggiungere il 75enne. Una rianimazione che è durata minuti interminabili, instancabile, il tentativo dei sanitari, ma per Vittorio Scarpel non c'è stato nulla da fare. Hanno fatto il possibile, quello che dovevano fare hanno fatto il possibile, poi non so. Ancora in corso l'indagine per accertare le cause della morte e la dinamica dell'incidente. Quello che resta è il dolore dei familiari, subito accorsi sul posto, increduli, e dei vicini, che per primi sono arrivati per tentare di soccorrere l'anziano che per anni hanno visto prendersi cura delle sue viti. Lui era una vita che aveva sto pezzo di terreno qua. Sì, è andata così questa volta. Mi dispiace.